L'Enna batte la Castrum Favara e approda al secondo turno di Coppa Italia. L'incontro si è disputato allo stadio Broccoleri di Favara per la momentanea indisponibilità dello stadio ennese. Bene nel primo tempo la Castrum Favara, scese in campo in maniera rimaneggiata per le assenze degli attaccanti Testoni e Romero per infortunio, La Piana e il centrocampista Palermo per squalifica. Tanti gli under in campo. Ed è proprio la squadra di mister Infantino a dettare il gioco per tutta la prima parte della gara. La prima occasione dei favaresi arriva al terzo con De Min, con i gialloblu che si ripropongono in avanti in diverse occasioni. Nel secondo tempo l'Enna reagisce, la Castrum Favara scende di tono e subisce la rete del vantaggio ennese. A decidere il match e la qualificazione è al 60° Cicirello, ex Cereale, che batte Scuffia su un servizio dalla sinistra di Barile. La Castrum Favara non ha la forza di reagire e l'Enna sfiora anche il raddoppio. Domenica, sempre allo stadio Brucoleri, inizia il campionato di Serie D e si replica proprio in programma, questa volta Castrum Favara Enna, e sono in palio i primi 3 punti del campionato. Devo fare i complimenti alla mia squadra perché ha avuto l'atteggiamento che io cercavo, quello di essere caparbili, di non mollare mai, di avere un'identità, di avere un gruppo molto compatto, perché questo campionato la forza della compattezza è il 90% del valore di una squadra. Abbiamo fatto anche delle belle giocate, credo che non abbiamo mai sofferto l'Enna e sapevamo che l'Enna era in un periodo più brillante di noi, era più avanti sotto l'aspetto fisico rispetto a noi, però non siamo stati da meno. Credo che per 70 minuti la squadra ha tenuto il campo abbastanza bene, abbiamo provato di pungere, sono contento dei ragazzi avanzato, gente che ma anche Ortiz che si è sacrificato anche se non è al 100%. Credo che fare dei nomi in questo momento, però devo apprezzare che in un momento di difficoltà i miei giocatori si sono messi a disposizione del gruppo e questo è essenziale per noi. Abbiamo visto un primo tempo di partenza, di rodaggio per i primi 10 minuti, un apprezzabile gioco per il prosieguo. Al secondo tempo sembrava una ripartita per il Favara che invece poi impatta nel gol e da lì dobbiamo dire che non si è più ripresa. No, ho detto per 70 minuti siamo stati in campo, dopo il gol i ragazzi è venuto in un momento che stavamo producendo, Cicirello si è inventato questo gol, credo che il nostro portiere ha fatto forse una parata durante i 95 minuti e questo mi dà forza perché credo che la tenuta difensiva è essenziale in questo campionato. Cicirello si inventa questi gol, è un giocatore importante per questa categoria, però noi guardiamo la nostra strada, sappiamo dove andare, siamo coscienti di avere una buona squadra e continueremo così. Io penso che è stata una partita affrontata con l'atteggiamento giusto dalla nostra squadra e da tutti i miei compagni. Poi diciamo che abbiamo preso un gol così un po' su una disattenzione il secondo tempo, però penso che non abbiamo sofferto quasi mai. A parte il risultato, vuoi ritenerti soddisfatto di quello che è successo in campo? Sì, io penso che, come ci siamo detti anche tra di noi, penso che siamo sulla strada giusta, la mentalità è quella giusta per affrontare il campionato. Una settimana di tempo per riprendere le fila e fare praticamente una nuova partita e guarda caso ancora con l'Enna. Sì, abbiamo questa fortuna di rincontrarla subito già domenica, sarà sicuramente una partita diversa rispetto a quella di oggi e aspettiamo una settimana per prepararla al meglio. Sì, io personalmente ho fatto secondo me una buona prestazione, però tutta la squadra abbiamo giocato bene, abbiamo ascoltato il mister, abbiamo messo in pratica quello che ci ha spiegato in questo mese
però ancora dobbiamo imparare molto e niente, io sono felice molto della mia prestazione, però ancora deve iniziare il campionato e quindi Com'è stato questo mese di agosto? Oltre al caldo fisico naturalmente. molto caldo, ma preparazione abbastanza dura e quindi ce l'abbiamo ancora nelle gambe, però ci fa bene. Noi abbiamo fatto la nostra partita, abbiamo cercato di mettere in campo le idee del mister, che è da un mese che ci proviamo nei allenamenti, nelle amichevoli. Ovviamente abbiamo le gambe un po' cariche per il lavoro fatto, non ci basiamo sul risultato ma ci basiamo sulla prestazione nostra, perché oggi i compagni miei abbiamo dimostrato di avere carattere e siamo contenti di questo.